momento importante di connubio tra il prodotto Ligure DOC e poi la cultura del Ligure, una giornata significativa. Sì, è un momento importante, ci fa piacere questa collaborazione con l'Associazione Liguri nel Mondo, perché la cultura gastronomica è uno degli elementi che mantiene legati facilmente gli italiani all'estero, alla loro terra e alle loro tradizioni. Quindi direi che in questo senso è proprio particolarmente calzante questo connubio. Cultura e lo diciamo sempre, l'enogastronomia, comunque i riferimenti ovviamente al basilico ma anche agli altri prodotti DOP della Liguria sono cultura ligure, importante Certo. per rapportarsi anche con l'esterno. Ma certo, difatti noi ringraziamo anche sempre la città metropolitana che ci ha dato l'opportunità di usufruire questo spazio nel quale, oltre ad aver installato la sede del Consorzio di tutela del Basilico Genovese DOP, abbiamo con noi anche il Consorzio di tutela dell'olio DOP Riviera Ligure e l'Enoteca regionale che diciamo, si occupa della promozione dei vini DOP e EGT della Liguria. In questa occasione abbiamo ampliato così i soggetti che frequentano questa sede, ampliando anche diciamo, l'argomento. Quindi non è solo cultura agroalimentare, ma anche cultura generale, cultura della memoria, valori che non devono essere dispersi. Proprio in questo periodo che si pensa a proteggere le produzioni nazionali, noi invece tendiamo a promuoverle, farle diventare un punto, non uno strumento semplicemente di difesa dell'economia, ma proprio uno strumento di valorizzazione dell'economia. Sembra che non ci sia differenza, ma la differenza è importante.